Siamo partiti 50 anni fa con un'idea della Pro Loco di San Mugheo che voleva valorizzare quelle che erano le produzioni del Mandrolesai. E invece ha finito per dare risalto agli artigiani di tutta la Sardegna. Quest'anno i manufatti di Tessingiu sono esposti nella ex cantina sociale. La riqualificazione di un grandissimo edificio di archeologia industriale, quindi è un'occasione buona proprio per contenere le produzioni di lavoro. Era volontà dell'amministrazione comunale recuperare questi spazi per metterli a disposizione soprattutto della mostra dell'artigianato. Nelle sale del Museo dell'Arte Tessile brilla la collezione del Principe dedicata all'Aga Khan, che qui venne in visita 2 anni fa. Visitando il museo e la mostra ha deciso di fare una donazione per poter tutelare e incrementare la tradizione tessile sarda. Risorse che noi abbiamo voluto utilizzare per valorizzare quello che è il lavoro e la produzione dei nostri artigiani dagli anni 60 in poi. Gli artigiani di San Mugheo hanno riprodotto le principali iconografie della produzione locale e poi c'è il tappeto corale, un gioiello di tradizione e multimedialità con i videoracconti delle tessitrici di San Mugheo. Al tocco della striscia del tessile viene attivata una proiezione che racconta attraverso un'intervista la storia della tessitura di San Mugheo negli anni passati. L'inaugurazione domani alle 19, le esposizioni saranno visitabili fino al 3 settembre, tanti gli eventi collaterali.